Nou Camp di Capaci, partita valevole per la 16ª giornata del campionato di Serie C1 calcio a 5 fra ASD Isola calcio a 5 e 3M padroni di casa, immischiati in pieno nella zona retrocessione a Cipolla. Si studiano le due squadre, trovata la verticale, bel tocco di Amici e con l'esterno mancino vuole ancora Arato, spalla a porta, gran giocata, prova il tocco, poi verso Catalano, non trova più lo spazio, adesso il pallone passa, sì, col mancino! Solo esterno della rete, stavolta Ricotta a battere, Cottone incontro, non lascia scorrere, c'è spazio per servire affaticato, ha pensato invece alla conclusione Cottone fino a questo momento perché si rimane sullo 0-0. E allora la Rosa prova ad accendersi, sinistro, ancora Bologna. È entrato in campo da nemmeno 2 minuti. Intanto anche Palazzotto per il 3M. Proprio Palazzotto trova lo spazio sulla sinistra, ma viene preferito Calvaruso che va dentro il campo e calcia col mancino. Ennesima risposta di Bologna. Porta palla il 13, Calvaruso trova lo spazio per puntare in campo aperto. Cipolla sposta sul destro, tocco con le tacco dalla Rosa, dentro! È passato stavolta il pallone sul primo palo di Bologna, sblocca la partita, la Rosa è sempre lui. Si sono alternati durante tutto il corso di questi primi minuti. Intanto Arato a ripartire, Arato! Forse toccato, ma in maniera regolare da Palazzotto. Chiamata e ricevuto, sposta addirittura con le mani, Ricotta, poi punta, la Rosa, sinistro! Palla che tocca l'esterno del palo. Ancora Cipolla, Arato da ultimo uomo, punta, accetta, si appoggia a Catanese che fa lavoro di sponda, cerca però lo spazio, lo trova, calcia, ma non impensierisce. Missile terra-aria di Amici che forse ci vuole riprovare. Perdichizzi ha fatto un miracolo. Amici ancora il 10 come poco fa, come pochi secondi fa. Stavolta però prende il bersaglio grosso, buca sotto le gambe Perdichizzi e pareggia il match per l'Isola. E poi il palo, vediamo adesso cosa combina il numero 10, che carica sempre forte, palo pieno, la Rosa punta, Esposito passa, la Rosa, risposta bellissima di Bologna, il bolide di Amici. Attenzione però anche al 3M che è già il quarto fallo. Qua gioca Catalano, Esposito passa, appoggio Catalano, l'ha ribaltata all'improvviso l'Isola. 2-1 per i padroni di casa. Il passo in avanti, ha chiuso bene, ancora la Rosa però dall'altro lato, prova con la punta per anticipare il movimento di Amici. La Rosa, ultimo uomo, si appoggia, rischio su Arato, la ruba il numero 20, mette dentro Esposito sul secondo palo. 3-1, esplode la panchina di casa. Il 10 contro Perdichizzi che già più volte gli ha detto no nel corso di questo match, solo una volta l'ha battuto. Carica Amici, forte, rasoterra Perdichizzi, esce bene, alza il muro perché è già stato ammonito pochi secondi fa. Carica Palazzotto sul sinistro di Calvaruso che mette il piede e la riapre. All'improvviso il 3M è di nuovo vivo. Toccato, non così forte, fatto sa che è volato a terra e c'è il tiro libero per Amici. Ancora Perdichizzi, poi 2 volte è rimasto lì il pallone, zoppicando Amici, fa gol e chiede il cambio, continua a toccarsi lingue, ma l'importante è che il pallone sia entrato. 4-2. Si allunga anche per Runfolo come per Amici dall'altro lato. Carica il 19, forte, spacca la traversa e il pallone non entra. Schiena di Di Lorenzo e poi esce dall'altro lato però sul secondo palo. Si addormenta l'Isola, batte veloce la Rosa e Ricotta sul secondo palo, la mette dentro. Uscita completamente fuori tempo da parte di Di Lorenzo. Calvaruso, scusate, calciato Palazzotto, facile però per Di Lorenzo. Lo punta Arato,
sposta Arato sinistro, invece no, piuttosto che andare con la punta, col suo piede, è andato col destro. La Rosa per pareggiarla, carica il 13, forte, battuto sul suo palo di Lorenzo, torna in partita il 3M, 4 pari e lo ferma, non c'è fallo, Ricotta giù, volevano il fallo quelli del 3M, Calvaruso, tocca per Ricotta, palo, è calato il silenzio. La Rosa carica, guarda di Lorenzo, calcia! Stavolta dall'alto lato, completamente spiazzato Di Lorenzo, esplode la panchina ospite, doppietta di La Rosa dal dischetto del tiro libero ed è nuovamente avanti il 3M che forse non ci credeva più perché a un certo punto la partita si era messa malissimo. È fuori. Sembrava però sulla traiettoria per Di Chizzi. La Rosa si muove bene affaticato fra le linee. Tocco per Calvaruso. C'è vantaggio perché Calvaruso è andato a calciare. Batte Arato. Si muove Catalano, servito il 9 da pivot. Si appoggia Cipolla per Di Chizzi. Alza il muro. Che bella prestazione da parte del numero 1 in questo match, nonostante i 4 gol subiti. 10 alla fine. Cipolla avanti, prova lo scorpione Catalano, è passato Catanese, colpito sulla linea, affaticato, che esulta come se avesse segnato. Carica La Rosa, forte, Bologna. Non la chiude il 3M e allora l'Isola agli ultimi possessi. Non è bastata una prestazione fantastica dell'Isola perché il 3M porta a casa i 3 punti, debutto con vittoria per mister Giacalone, 3 punti importantissimi per rimanere aggrappati al treno delle prime 2 per i neroverdi che ribaltano la partita 5-4 sull'Isola che però esce a testa alta.